Esevodo. Ma il ferro siete ferro? Oggi andiamo a vedere i 3 materiali più usati per il ferro da prua. Numero 1. Ferro. Originariamente tutte le gondole che aveva il ferro del ferro. Attualmente non lo usiamo più a causa della ruggine che si crea rimanendo esposto al salso e agli agenti atmosferici. Numero 2. Alluminio. Allora, l'alluminio ha nella leggerezza la sua principale caratteristica, ma i ferri di alluminio si piegano molto facilmente in caso di impatto, quindi sono usati solamente nel 10% delle gondole. Numero 3. Acciaio. Attualmente è il materiale più usato per costruire il ferro da prua. Resiste in maniera eccellente a impatti e agenti atmosferici. Può essere pieno con un peso di circa 10 kg oppure vuoto con un peso di circa 6-7 kg. Aspetta che sentiamo sto qua. Esevodo. Ricapitolando, il ferro già era del ferro. Continuiamo a chiamarlo ferro, ma non c'è più del ferro. Ah, dimenticavo. Ciao sorelle, ciao fratelli.